Ci siamo con il nostro appuntamento del pomeriggio dopo il TG. Oggi lo dedichiamo al virus, alla lotta al virus, i test sierologici che vengono fatti in Calabria, ma soprattutto vedere un po' quanti tamponi riusciamo a fare, come li facciamo, in quale aree è possibile farli, se si è andati oltre le 5 postazioni già, già a disposizione del sistema sanitario regionale. Vedremo anche se c'è la possibilità di aprire qualche altro spiraglio. Intanto, dopo un po' di giorni, 0 contagi, scatta un piccolissimo campanello d'allarme. Arcangelo Badolati è con me. Arcangelo, grazie. Apriamo subito con questo campanello d'allarme, Arcangelo. Sì, buon pomeriggio dalla Gazzetta del Sud. Naturalmente l'allarme viene questa volta dall'area meridionale della nostra regione ed è un allarme determinato dai cosiddetti rientri, cioè ci sono 2 contagiati al coronavirus a Palmi, sono 2 persone che hanno contratto il virus, l'infezione, per via di uno spostamento avvenuto a Bologna. La situazione è sotto controllo, naturalmente grazie anche all'operatività dell'amministrazione comunale, del comando dei vigili urbani, della cittadina tirrenica, si è ricostruita tutta la filiera dei contatti, quindi ci sono una serie di tamponi che sono stati eseguiti, di cui conosceremo i risultati, credo, in tempi molto brevi, per capire se le persone che hanno contratto il virus, che sono sintomatiche, cioè hanno tosse e febbre, possano avere infettato le altre persone con cui sono entrati in contatto. Quante ce ne sono a rischio, Arcangelo? Ma sono stati isolati 6 nuclei familiari, poi sono stati ricostruiti anche i contatti avuti nei giorni durante i quali ovviamente queste persone non sapevano, non immaginavano di essere affette dal Covid-19, quindi io direi complessivamente potrebbero esserci, non so, una quindicina, 20 persone che sono, diciamo, entrati in contatti stretti. Naturalmente siamo in costanza di un virus che ha perso, diciamo, quell'aggressività iniziale, tuttavia non siamo di fronte a pazienti asintomatici, quindi una maggiore prudenza la raccomandiamo. C'è un altro caso a Crotone che è legato alla presenza comunque di un cittadino straniero e i tamponi eseguiti già a Crotone, naturalmente seguendo la filiera dei contatti, hanno dato esito negativo. Speriamo che la stessa cosa avvenga a Palmi. Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, ha raccomandato la massima prudenza in alcune zone, cioè nella zona dove queste 2 persone contagiate vivono, sono le zone marine di Palmi, la Tonnara, Contrada Cinare e Pietre Nere, sino a Taurana. Quindi quella zona è una zona... Dovremmo averlo al telefono il sindaco di Palmi. Intanto saluto il professore Sebastiano Andò che è collegato con noi. Professore, grazie. Tra un po' saremo da lei. Vediamo se riusciamo ad avere al telefono Giuseppe Ranuccio. Non siamo riusciti a collegarci via Skype con lui perché è in giro per la città e quindi diventa difficile, la linea non è il massimo. Appena la regia ci dà l'ok, passateci la telefonata. Saluto anche Mario Marino, responsabile di tutta questa emergenza nell'area del Cosentino. Allora, intanto a Marino chiedo subito tutti i tamponi fatti, perché ieri avete lavorato anche a Cosenza, avete allestito una postazione all'uscita dell'autostrada, tutti coloro i quali sono rientrati dalle città del nord e hanno accettato... l'abbiamo al telefono. Marino, tra un attimo saremo da lei, perché abbiamo adesso stiamo provando, ma ancora non riusciamo a metterci in contatto. Io vi ascolto. Ecco, Sindaco, allora ci dia qualche notizia in merito a questo piccolo allarme che è scattato a Palmi. Buon pomeriggio a tutti voi e a chi ci ascolta. Sì, purtroppo ieri abbiamo appreso che 2 nostri concittadini sono sostanzialmente affetti dal Covid-19. Immediatamente abbiamo attivato la nostra task force comunale con la polizia locale, con l'ASP, con le forze dell'ordine. Abbiamo ricostruito, intanto posto in quarantena obbligatoria, isolato i 2 soggetti interessati.
Abbiamo ricostruito, diciamo, la mappa, la geografia dei contatti delle persone che sono venute appunto in contatto con i 2 soggetti positivi e li abbiamo anch'essi isolati. Attendiamo adesso l'esito di tutti gli altri tamponi per verificare se appunto trattasi solamente questi 2 casi o se, come non ci auguriamo ovviamente, ci sono anche altri soggetti. È chiaro che è una notizia che non si voleva, che non ci aspettavamo, che però ci fa ricordare quanto ancora sia presente questo nemico invisibile e quindi non ci deve far abbassare la guardia. Arcangelo, vuoi fare una domanda al sindaco? Sì, volevo chiederle, buonasera Sindaco, grazie per tutto quello che sta facendo, so quanto lei è impegnato con il comandante della Polizia Locale su questa vicenda, tra l'altro i 2 pazienti, diciamo, isolati sono nella zona marina di Palmi. Volevo sapere complessivamente quante persone sono state già sottoposte a tampone e quando si conosceranno i risultati del lavoro svolto dai medici, dai virologi. Buonasera Arcangelo. Grazie. Allora, noi abbiamo isolato 7 nuclei familiari, sono circa una ventina di persone e anche qualcuna in più, non ricordo il numero esatto. Questa mattina ho sentito l'ASP e mi hanno comunicato che a breve dovremmo avere l'esito dei tamponi. Come potete immaginare siamo in attesa, anche perché la zona, non è un segreto, interessata è la zona costiera, la zona della Tonnara. Noi vogliamo sperare che si tratti appunto di casi isolati. Non vorrei pensare ad un possibile focolaio che interesserebbe appunto quella zona, con tutte le conseguenze del caso. Quindi speriamo si possa classificare come 2 casi, possono classificare come 2 casi isolati. Insomma, Un'altra domanda, sono sono sintomatici loro, hanno tosse e febbre, giusto? Uno sì, uno no, per quello che ci risulta. Perfetto. Quindi entro la giornata di oggi sapremo come si evolverà la situazione. Intanto state lavorando, avete preso tutte le misure necessarie in questi casi, siete in continuo contatto con i responsabili a questo punto mi pare del GOM dell'ospedale di Reggio Calabria, no? Anche sì, c'è un comitato che è composto da rappresentanti del grande ospedale, della prefettura, dell'ASP, della polizia locale, carabinieri, insomma tutti i soggetti interessati che puntualmente ci scambiamo le informazioni e valutiamo tutte le misure da adottare, quindi dalle ordinanze per imporre la quarantena e eventualmente anche altre più restrittive, che però speriamo di poter evitare. Grazie Sindaco, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, stavamo presentando i nostri ospiti, il dottor Marino. Abbiamo già notizie relative ai tamponi a cui si sono sottoposti in maniera volontaria le persone che sono rientrate dal nord del paese? Dottor Marino. Noi stiamo facendo dei tamponi quotidianamente a Cosenza, in particolar modo guardando i rientri che sono stati fatti e che sono stati registrati a livello regionale. Ci sono i colleghi che fanno continuamente delle telefonate per chiedere se volontariamente si vogliono sottoporre a tampone e devo dire che la risposta è presente, forte. Ieri addirittura abbiamo fatto una verifica davanti al piazzale dell'autostrada, sono venuti circa 120 cittadini cosentini che volontariamente si sono sottoposti a tampone dietro nostra richiesta e di cui attendiamo questo pomeriggio la risposta a livello laboratoristico. Chissà se riusciamo ad averla prima della chiusura della nostra trasmissione, speriamo, insomma, vediamo di dare questa notizia. E poi devo dire che noi abbiamo avuto avantieri una riunione a livello... Ne parliamo tra un attimo di questo, dottor Marino. Intanto mi preme salutare e ringraziare il professore Sebastiano Andò. Professore, questo è il laboratorio dove ha sottoposto a tampone fino a poco tempo fa i medici di base dell'area, diciamo, del Pollino, se la memoria non mi inganna. Beh, spero che il direttore
Riesce a sentirmi bene? Perfettamente. Noi, ecco, benissimo. Noi abbiamo completato il nostro screening che ha visto l'esecuzione del prelievo dei tamponi orofaringei al 70% della popolazione dei medici di base e dei pediatri di base della nostra provincia. È stata una realizzazione diciamo che non aveva precedenti a livello nazionale e che ha soprattutto consolidato un percorso protetto, devo dire grazie al sostegno anche del Dipartimento Prevenzione dell'ASP e quindi soprattutto da parte del collega dottore Marino, ed un percorso protetto strutturato, definitivamente strutturato oggi nei servizi che lo rendono funzionale. Mi spiego meglio, si avvale di un apporto di personale medico e infermieristico che viene offerto dalla postazione di emergenza territoriale 118 ospitata all'interno del centro sanitario, sostenuta fortemente anche dal suo coordinatore provinciale che è l'amico e collega Riccardo Borselli. A questo si aggiunge anche un'attività di vigilanza fornita dall'Associazione di Volontariato dei Carabinieri e poi un servizio di sanificazione periodica che noi realizziamo alla fine di ogni giornata prestazionale. Quindi diciamo un percorso protetto, strutturato, che l'Università della Calabria, nel novero delle iniziative di alto profilo solidaristico finora realizzate nell'ambito dell'emergenza sanitaria, oggi attraverso il centro sanitario è capace di offrire all'intera sanità e medicina territoriale. Questo è il traguardo che finora abbiamo realizzato. Voglio dire che il percorso non è compiuto ancora, perché questa iniziativa andava estesa ai medici delle guardie mediche, ai medici, agli operatori della medicina di servizio, ma questo chiaramente richiedeva un'intesa operativa tra il Dipartimento Prevenzione della nostra ASP e i responsabili del distretto, cosa che finora non è avvenuta. Voglio dire un'ultima cosa, un percorso protetto ma che anche ha significato un nuovo metodo di lavoro con una categoria professionale, quale quella dei medici di base, che non era stata tutelata in modo adeguato da nessun dispositivo normativo nei confronti dell'esposizione al contagio, pur affrontando questo rischio nell'ambito della propria attività lavorativa ogni giorno. Ecco, questo metodo di lavoro ci ha costato di più a questa categoria professionale dal punto di vista anche della interazione, dell'aggiornamento professionale, dagli strumenti operativi anche per riconoscere in modo adeguato la fase prodromica del contagio. Questo è il dato positivo che abbiamo registrato sino ad oggi, ma mi preme anche sottolineare un'altra cosa, se il direttore me lo consente. Tra un attimo, professore. Sì, tra un grazie. attimo, Arcangelo. Sì, mi pare che ci siano le forze, ecco, questo deve esserci di insegnamento, ascoltando anche le parole dell'ottimo professor Sebastiano Andò, che saluto sempre con grande affetto e stima. Mi pare ci sia la possibilità di agire non solo nell'Alta Calabria, ma in tutta la regione attraverso delle sinergie. Dunque adoperiamo le strutture anche universitarie, perché l'università è un centro di ricerca, un'accademia, insomma utilizziamole, facciamo in modo che tutto entri in rete. Saluto pure l'ottimo dottor Mario Marino, il quale sta facendo con la sua equipe davvero un lavoro eccellente nella Calabria settentrionale. Ci sono medici altrettanto bravi ed esperti anche in altre zone della Calabria, cioè mettiamo in rete tutta questa gente, tutte queste forze, aumentiamo la capacità di processazione dei tamponi, facciamo più tamponi, cioè prepariamoci ad affrontare questa emergenza che, come vedete, non è mai finita, cioè probabilmente
come dire, stiamo vivendo una fase migliore rispetto a marzo, ad aprile, al febbraio scorsi, però prepariamoci pure ad affrontare un autunno che potrebbe rivelarsi difficile. La raccomandazione che ci sentiamo di fare, Attilio, dopo settimane e settimane di trasmissioni, di osservazioni, di articoli su Gazzetta del Sud, insomma, di un impegno che abbiamo messo almeno per seguire l'evoluzione di questa epidemia, ecco, mettete le cose in rete, facciamole funzionare bene, cerchiamo di adoperare il meglio che c'è nella nostra regione. Ci sono tante eccellenze, mi pare che sia destinato ad essere aperto anche un laboratorio nuovo sia nella Locride per la progettazione dei tamponi, sia nell'area di Corigliano Rossano, dunque lungo la fascia ionica. Ecco, speriamo che queste cose diventino operative al più presto. Dottor Marino, ecco, intanto può rispondere a quello che diceva Arcangelo, può aggiungere qualcosa a quello che diceva Arcangelo, la necessità di fare squadre, di stare insieme, di mettere a disposizione del gruppo di lavoro tutte le informazioni raccolte in questi mesi difficili in cui per la prima volta ci si è imbattuti in questa epidemia terribile, insomma, che andava tenuta sotto controllo o quantomeno preparare tutti i mezzi a disposizione per fronteggiarla, no? Sono d'accordo con ciò che ha detto Arcangelo, intanto saluto anche il professor Andò con cui ci siamo trovati in questa esperienza, abbiamo fatto un ottimo lavoro di screening che sarebbe dovuto continuare con i medici di continuità assistenziale e spero che lo si faccia a breve. Mi trovo d'accordo con Arcangelo e con Attilio quando si dice che non è finita, non è finita e lo si vede, voglio dire, no? Ci sono i dati che parlano, i dati epidemiologici, c'è ancora un numero importante che non scende al di sotto di 300 di nuovi contagi, e la maggior parte al nord, e di questo noi dobbiamo essere preoccupati e quindi dobbiamo prepararci. Prepararci cosa significa? Noi come gruppo emergenza Covid della SPI di Cosenza, per quanto riguarda il Dipartimento di Prevenzione, abbiamo avuto più riunioni attraverso call conference anche con il Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria, ottimamente guidato dal dottor Giuffrida, e abbiamo stilato un decalogo che ho cominciato a portare avanti ieri in una riunione regionale con il dottore Belcastro, che ha ben gradito questo tipo di approccio proprio nel senso e nella filosofia di fare squadra e fare tesoro dell'esperienza avuta e che si ha continuamente di questa epidemia e di questa emergenza a cui nessuno era preparato. E a proposito di questo, quindi abbiamo tracciato un percorso che tocca numerosi punti e che vale la pena di affrontare adeguatamente. Io lunedì avrò un incontro con il commissario straordinario Bettellini e con la dottoressa comincerò a impostare questo tipo di discorso, se si vuole fare, ma io penso che tutti quanti dovranno farlo, a cominciare dalla regione, perché se noi non ci prepariamo, uno tra i tanti punti è il sistema vaccinazione. Bisognerà affrontare il sistema vaccinazioni per tempo e anticipatamente rispetto all'autunno, perché con l'aiuto dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, per esempio, per poter fare una campagna vaccinale importante che non prevede solamente la vaccinazione influenzale, ma anche quella pneumococcica e quella da pertosse per i soggetti anziani, perché anche nel gruppo dei 60 anni in poi, Attilio, si possono avere problemi di pertosse anche nella popolazione dai 60 anni in poi, quindi bisogna tener conto anche di questo tipo di vaccinazione. Ma le cose che secondo me più importanti sono quelle di aumentare la capacità di fare test
e poi poterli processare, quindi aumentare le piattaforme dei laboratori, aumentare il numero di laboratori, e credo che tra un mese e mezzo potrà arrivare la macchina anche per Rossano, e avere a disposizione le squadre che possono fare i tamponi, cari amici, perché in questo momento bisogna decidere se continuare con le vecchie squadre che hanno fatto un ottimo lavoro, e vorrei ribadirlo questo, considerato il territorio e l'orografia del nostro territorio, della provincia di Cosenza, fare un numero di tamponi a domicilio nelle condizioni in cui versa il nostro territorio, io credo che sia stato un atto meritorio. Quindi continuare con le vecchie scuole tampone, oppure far attivare le USC che possono fare anche i tamponi. Quindi ci sono dei dibattiti aperti che bisogna comunque subito affrontare, insomma, e trovare risposte. Insomma, due scuole di pensiero. Professore Andò, rimangono però in vigore le famose 3T, no, per affrontare questa situazione, questa emergenza: tastare, tracciare, trattare. Ecco, ma per fare questo naturalmente c'è bisogno di fare più tamponi, lo dicono tutti gli esperti, quelli più seri, anche quelli meno seri, almeno su questo convengono. Sì. E per fare più tamponi c'è bisogno, sì, però di avere più laboratori che possano lavorare in questa direzione, possano, come dire, sviluppare l'analisi, utilizzare i tamponi, dare risultati immediati. Ecco, oggi in Calabria ce ne sono 5, professor Andò, solo 5 strutture capaci di fare questo tipo di lavoro. Come si possono aumentare? Dunque, c'è un elemento di perplessità che vorrei comunicare ai presenti, e che si tratta dall'esperienza che il sottoscritto ha maturato realizzando uno screening che ha coinvolto 400 medici di base, inclusi anche i pediatri di base. I tempi di processazione dei tamponi sono di gran lunga al di sopra di quella che è la media nazionale. L'esito della processazione rispetto alla prelievo, alla data del prelievo a livello nazionale è ben al di sotto delle 24 ore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se non ci sono strumenti operativi che riescono ad abbreviare la latenza tra momento del prelievo biologico ed esito della processazione del campione, ogni misura di prevenzione collegata alla tracciabilità del contagio è inefficace. Allora io mi chiedo, e lo chiedo da una postazione particolare, la postazione dell'unico ateneo residenziale italiano per statuto, che si appresta a normalizzare la propria vita sia interna che relazionale. In settembre noi abbiamo una quota cospicua di studenti stranieri che vengono da aree comunitarie ed extracomunitarie, che continuano a vivere in modo ancora drammatico la realtà dell'emergenza sanitaria. Quindi dovremmo appropriarci e adottare di misure di biocontenimento probabile, del contagio. A questi si associa anche il numero di studenti nazionali residenti nel nostro campus. Badate bene che la popolazione complessiva del nostro Ateneo, cumulativa cioè di quella studentesca, del personale docente e non docente, supera le 30.000 unità. Bene, dinanzi a questa esigenza l'appello che io faccio è quello di poter far sì che l'Ateneo possa disporre di una piattaforma accreditata all'interno delle strutture laboratoristiche di diagnostica clinica che già sono accreditate a livello regionale. È un appello che rivolgo soprattutto al soggetto attuatore e ai delegati che vi operano al suo interno per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Quindi questo è il senso, cioè
il contenimento del periodo di processazione, non posso io permettere che un operatore sanitario, un medico di base o un medico di guardia medica sa di essere l'agente infettante dopo 4-5 giorni dell'esecuzione del prelievo biologico. Quindi è importante contenere e allinearsi con quelli che sono, con quella che è la tempistica nazionale nella consegna del risultato, se vogliamo avere, soprattutto in previsione di una possibile ripresa del contagio, una attiva adozione di misure preventive. Bene, questo è l'elemento che di base, e noi vorremmo chiaramente che chi ci ascolta, i nostri referenti regionali, potessero diciamo, trarre profitto da questa segnalazione. Non si capisce perché il territorio provinciale più esteso, quale quello che ho sentito della nostra regione, abbia finora usufruito di un'unica piattaforma accreditata, quella del laboratorio di virologia dell'Annunziata, che con spirito professionale, devo dire esemplare, è vessato da un carico prestazionale esorbitante, fuori dal comune. Quindi il motivo importante per cui noi sentiamo, ecco, di essere presenti e attivi nella emergenza e anche nella previsione possibile di una ripresa del contatto è quello di sollecitare i nostri referenti regionali a far sì che il territorio provinciale di Cosenza, alla luce di ciò che già ha saputo fare e che intende continuare a fare, sia diciamo, rispettato nella sua esigenza sociosanitaria attraverso l'accreditamento di altre piattaforme operative. Questo è il primo dato. Dopo potremmo programmare, diciamo, come continuare il nostro lavoro, ma credo che questo sia un elemento imprescindibile se si vuole dare pari dignità alla realtà sociosanitaria di tutti i comprensori della nostra regione. Arcangelo. Mi pare che il problema possa essere anche esteso, se è d'accordo il professor Andò, perché dice una cosa molto saggia, giusta: questo tipo di impostazione credo debba essere estesa anche al resto della regione, cioè se vi sono strutture come le università, nel qual caso si tratti dell'Università della Calabria, come abbiamo visto avere già fatto, ma se si tratta di altre strutture credibili, ottime dal punto di vista accademico, scientifico, ecco, dare la possibilità a queste altre strutture di intervenire per appunto come dire, ridurre il tempo di conoscenza dei risultati di un tampone. Intanto perché se un medico di base o un pediatra come dire, fa un tampone e poi per ragioni professionali è costretto ad operare e deve aspettare per sapere se è positivo, no, al Covid-19, come diceva il professor Andò, 4-5 giorni, e diventa tutto un controsenso, perché in quei 4-5 giorni quel medico mica può vivere isolato, cioè continuerà a svolgere la propria professione, quindi col rischio di infettare altre persone. In generale la tempistica di processazione dei tamponi deve essere portata a livello nazionale, cioè bisogna conoscere il risultato di un tampone nelle immediate 24 ore successive all'effettuazione dell'operazione di prelievo dei campioni, perché se no non ha senso. Abbiamo visto purtroppo, per colpa di nessuno, o meglio, per colpa di strutture che non erano in grado di fare di più nonostante l'impegno spasmodico dei medici, dei virologi, eccetera, abbiamo visto che il risultato del lavoro di tamponatura in taluni casi si è conosciuto dopo 7-8 giorni. Questo non possiamo permettercelo né in occasione appunto dell'arrivo della stagione estiva, che significa, qui senza voler fare il razzista, al contrario assolutamente, ma significa che da qui ad un mese e mezzo arriveranno in Calabria, giustamente, persone provenienti da altre regioni come l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, che sono state investite dalla virulenza del Covid-19, e quindi sarà normale, giusto pretendere che vengano eseguiti dei controlli, per carità facoltativi, ma quando saranno eseguiti, anche se facoltativamente, questi controlli, vorremmo poi sapere entro 24 ore se una persona è positiva o meno, anche perché stiamo conoscendo come dire, anche questa nuova prospettiva della malattia, definiamola impropriamente così, diciamo dell'epidemia, che è legata agli asintomatici, quindi
ci sono anche persone che sono positive al Covid-19 che sono asintomatiche. Allora liquidare tutto col fatto che la asintomaticità potrebbe non essere contagioso è una grande corbelleria, perché gli epidemiologi sanno, così come i virologi, che non è così. Quindi dobbiamo cercare di stare attenti, di predisporre le nostre strutture, di affrontare questa emergenza estiva, diciamo, in maniera da stare tutti più tranquilli, attrezzando nuovi laboratori o consentendo a quelli esistenti di operare, e al tempo stesso, come dire, preparandoci pure a quello che sarà l'inverno del 2020-2021, che potrebbe essere un altro inverno di emergenza. Fermiamoci un attimo, c'è la pubblicità, poi sono arrivate delle domande per il dottor Marino. Per esempio, sono stati fatti i tamponi, che fine hanno fatto i tamponi di tutti coloro i quali si sono sottoposti volontariamente, tornando il famoso 3 giugno in Calabria, insomma, si fanno sufficienti tamponi per come viene richiesto per una gestione ottimale dell'emergenza? E poi per il professore Andò, ma l'università è pronta? Perché un laboratorio dell'università non può affiancare in qualche modo quello che fa già il laboratorio di virologia dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza per quanto riguarda la provincia di Cosenza? E poi ancora all'Ocri quanto tempo ci vorrà perché possa entrare in funzione il laboratorio per processare i tamponi, o così come a Vibo Valentia? Insomma, i cittadini chiedono di essere da questo punto di vista tranquilli, perché la gestione di questa emergenza nei prossimi mesi deve essere sempre tenuta sotto controllo, con grande lucidità, perché siamo, come dire, immersi in questa pandemia ed è giusto mantenere sempre lo stato d'allerta. La pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora torniamo in diretta, dottor Marino, e poi facciamo intervenire il professor Andò per la domanda, risponde alla domanda girata al nostro telespettatore. Allora, dottor Marino, sono stati fatti tutti questi tamponi, la gente che si è registrata è stata sottoposta a tampone, abbiamo, come dire, completato e abbiamo risposto alle aspettative della gente? Sì, io credo che malgrado le difficoltà che ha illustrato il professor Andò sul fatto che in alcuni momenti di questi 3 mesi, e sappiamo quali, per esempio in occasione dei rientri, c'è stato un imbuto importante, perché la capacità di processazione era un i tamponi che arrivavano erano e qui ci siamo dovuti affidare a dare tutti i nostri email con la stessa modalità di registrazione con cui i soggetti si erano registrati sul sito della Regione Calabria, e abbiamo dato delle risposte. È chiaro che la processazione non è un compito del Dipartimento di Prevenzione, e noi l'abbiamo più volte ribadito che c'è la necessità di implementare la piattaforma, il numero di laboratori, i test per processare i tamponi stessi, perché sappiamo che i test non si trovano facilmente, e so che la Regione ogni settimana va a Genova con un camion per prelevarli. C'è una difficoltà generalizzata e la capacità di acquistare le macchine. Ebbene, arriveranno a Rossano e forse anche all'ospedale di Cosenza 2 macchine, ma ci vorrà del tempo ancora. Noi intanto dobbiamo affrontare il quotidiano che è fatto da ricoveri pre-tamponi,
da tamponi che devono essere fatti per coloro i quali vanno negli ambulatori per fare delle prestazioni specialistiche come la gastroscopia. C'è il problema dell'assistenza oncologica, che per noi viene prima di tutto, e quindi dobbiamo fare i tamponi anche a queste persone, a questi pazienti. C'è tutta la questione dei tamponi pre-ricoveri nell'ambito chirurgico e nelle strutture residenziali. Avremmo bisogno di un potenziale di processazioni di tamponi molto superiore a quello odierno. Ma devo dire che ci si sta muovendo in questo senso, quindi vi posso dire che a Vibo è già partita, a Lamezia lo sarà fra poco, Crotone forse, Rossano sicuro fra 45 giorni, ma se c'è anche una soluzione dell'Università della Calabria, ben venga soprattutto perché ci consentirebbe a noi del territorio di Cosenza di avere un'alternativa all'ospedale. E sentiamo. Quindi noi l'autorizzazione a poter attivare questo tipo di servizio deve essere inviata alla regione, e di questo penso che il professor Andò sia a conoscenza, ma soprattutto io avrei bisogno di capire se ci sono già le macchine o se le macchine dovrebbero essere comprate, perché i tempi sono diversi. Allora sentiamolo il professore Andò proprio su questo. Professor Andò. Un po' di ritardo, ma adesso arriviamo. Sì, spero di sentirti, dimmi. Ho detto, ci è arrivata questo messaggio a un telespettatore e poi lo ha ribadito anche il dottore Marino. Cioè, l'università è pronta, potrebbe dare una mano, i laboratori ci sono. Male, comunque spero di capirti, dimmi. Mi senti adesso? Mi senti adesso? Professore, mi sente? Se puoi aumentare il tono della voce, non... Ho detto, anche il dottor Marino lo diceva, ben venga se l'università è pronta, ma i laboratori possono essere messi a disposizione, quelli che sono dell'Università della Calabria, sono attrezzate, hanno le macchine necessarie per processare i tamponi o no? Bene, allora io informo chi ci ascolta che dal dicembre 2019 noi abbiamo avuto autorizzati dalla Regione Calabria le seguenti unità laboratoristiche: laboratorio di chimica clinica e tossicologia, che è accreditato dal 2009, e recentemente il laboratorio di genetica molecolare e il laboratorio di microbiologia e sieroimmunologia. Quindi diciamo che sono ambiti che noi mettiamo a disposizione del territorio, con la stessa dedizione con cui abbiamo messo in atto l'iniziativa dello screening che ho descritto. E la cosa più importante è che però bisogna inserire degli strumenti correttivi e sul piano della partecipazione alla prevenzione, nel senso che secondo me, e credo che Marino sia d'accordo, lo screening che abbiamo avviato bisogna continuarlo coinvolgendo sia i medici del Guardia Medica che anche gli operatori della medicina dei servizi. È chiaro che quindi ci debba essere un'intesa operativa tra Marino e i responsabili di distretto territoriali. L'altro correttivo è invece quello proprio di poter introdurre nelle strutture operative, cioè nelle strutture che processano i tamponi e che comunque si dedicano alle prestazioni diagnostiche richieste dall'emergenza, comunque si allinei ad un allargamento delle piattaforme accreditabili. È chiaro che l'Università della Calabria da questo punto di vista credo che abbia strumenti operativi e competenze per dare un contributo attivo di alto profilo. Era quello che ti volevo dire. Sì, ma quindi ha le macchine, un laboratorio già pronto, attivo, attivabile immediatamente o no? O c'è bisogno di integrare altri strumenti?
ma ritengo che nel giro, in un arco temporale, già siamo disponibili ad poter dare un contributo attivo a quello che già si svolge e si realizza nell'ambito dell'azienda territoriale. Ma perché non si fa allora? Non lo so, queste sono situazioni di decisione. Io ho cercato di interloquire anche col soggetto attuatore, che come tu sai ha dei delegati, ma è difficile poter interloquire e percepirne un senso di adesione o meno. Ecco, il contatto a volte va preceduto da certi riti propiziatori, ammesso che ci si riesca, ma spesso non ci si riesce. Ecco, questa è la situazione attuale. Rimane chiaramente l'estrema disponibilità del nostro Ateneo, del centro sanitario e delle unità laboratoristiche che oggi sono accreditate o autorizzate dalla Regione Calabria. Ma così come sono messi i laboratori dell'università, quanti tamponi riuscirebbero a processare al giorno? Come dici? Come ti sento male? Come dici? Quanti tamponi si possono fare adesso nei laboratori dell'università? Mamma mia. Abbiamo un problema con l'auricolare del professore Andò, un attimo solo che vediamo di ricollegarci con lui. Ecco, adesso forse mi sente meglio. Mi sente meglio, professore? Mi sente, professore? Pronto? Dimmi, mi ripeti la domanda perché ti posso sentire ora. Allora, quanti tamponi sareste in grado di processare attualmente? Me l'aveva chiesto Zuccatelli quando era in carica, e io avevo detto in parte con un'equipe, diciamo, addestrata dai 120 ai 150 al giorno. 120 ai 150. Arcangelo? Con un'equipe addestrata, capito? Ma credo che anche gli spettatori si stiano domandando mai questa struttura universitaria non sia messa in grado di operare agevolmente a fianco alle strutture ospedaliere. Ecco, questo non deve accadere. Credo tra l'altro che Mario Marino, che dirige il Dipartimento di Prevenzione di tutta la Calabria settentrionale, sia d'accordo con me, cioè non c'è dubbio che bisogna fare lavorare questo laboratorio universitario, perché è un laboratorio che garantisce una qualità scientifica di altissimo livello. Come non c'è dubbio che occorra velocizzare l'installazione di laboratori di processazione dei tamponi sia nell'area ionica di Corigliano Rossano, quindi nell'Alta Calabria, sia nell'area ionica della Locride, quindi nella Bassa Calabria, perché se Crotone ha già le sue strutture, ecco, mancano questi altri due poli. Se noi riusciamo ad attrezzare questi altri due poli, ma non so, magari potenziamo pure la presenza dei laboratori di processazione, per esempio nella piana di Gioia Tauro, beh, noi abbiamo la possibilità davvero di controllare tutto il territorio, di fare screening continui. Se ci come dire, dotiamo anche della possibilità di avere i reagenti per tempo, in maniera che possano essere fatti appunto le processazioni, se ci dotiamo per tempo dei tamponi, cioè se noi ci attrezziamo anche in vista di luglio e di agosto, in maniera da stare tutti più tranquilli, e risolviamo tantissimi problemi. Quindi colgo l'occasione, credo di poter parlare a nome di tutti, insomma, di tutti i cittadini, no? Per chiedere al responsabile del settore Covid della Regione Calabria, cioè al dottore Belcastro, e anche al responsabile della protezione civile, che Fortunato Varone, appunto di pensare anche a questo, magari appunto in sinergia con i commissari delle varie ASP, in sinergia col commissario regionale della sanità, generale Cotticelli, cioè prepariamoci, facciamo in modo che le nostre strutture eccellenti possano funzionare insieme, in sinergia, e prepariamo questo campo, che sarà un campo che ci tornerà utile, lo ribadisco ancora una volta perché sia chiaro. Questo è un campo che, se noi lo prepariamo adesso per affrontare l'estate, poi ce lo ritroveremo pronto, no? Esatto. Dell'autunno e dell'inverno. In attesa, poi salutiamo, tra un attimo andremo dal professor Andò, lo salutiamo. C'è la telefonata però, pronto? Pronto? Prego? Buongiorno. Buongiorno, la prego di essere veloce, perché dobbiamo salutare il professor Andò. Beh, oddio, per esprimere un concetto, non certo in un secondo. Cioè dall'ascolto dei relatori, va bene, se uno dovesse trarre una conclusione non ci sarebbero conclusioni,
perché si fa allusione ai referenti, alla struttura, cioè in fondo chi è mancante in questo tipo di azione, cioè si dica, perché altrimenti il cittadino non sa a chi dare, diciamo, ragione, a chi dare torto. D'altra parte questa questione del coronavirus è stato già dall'inizio affrontato in una certa maniera, e noi ricordiamo tutti praticamente alcune affermazioni di persone che sono a capo di alcuni dipartimenti, che praticamente sono stati smentiti, va bene, specialmente nel dire che praticamente non bisognava mettere a quarantena chi eventualmente risultasse negativo a un tampone. Questa è stata la prima defiance. Ma poi io dico un fatto: lo screening va bene, ma poi ammesso che praticamente risulta uno positivo, dove lo mettono? Cioè questa azione praticamente di screening, più che altro di prevenzione, perché lo screening è un altro fatto, va bene, e bisogna poi dare attuazione. E se il nostro Presidente della Regione dice venite in Calabria perché siete sicuri, ma sicuri di cosa? Di una sanità che non esiste? Di rifiuti che non esistono? Di mezzi di locomozione che non esistono? Cioè di istituti e di case dove poter eventualmente far curare. Abbiamo capito abbiamo perfettamente capito qual è. È una situazione criptica, caro direttore, che ognuno fa il suo ragionamento, ma alla fine non assolve al suo compito. Grazie. Grazie a lei. Andiamo dal professor Andò perché poi deve salutarci. Intanto tentiamo di ricollegarci con Mario Marino, con il dottor Mario Marino. Professor Andò, come se ne esce da questa cosa? Sì, le dico subito, direttore, purtroppo ho un impegno concomitante. Comunque, fammi, se c'ho il tempo per un'ultima domanda, dimmi. Sì, la domanda è questa. Il professor Crisanti, che non è l'ultimo arrivato, dice stamattina qualcosa non sta funzionando. Se la pandemia non rallenta, al prossimo inverno rischiamo tanto. Allora, lei dice, noi siamo pronti. Abbiamo detto alla Regione, guardate, e noi ci siamo a dare la nostra mano, dare il nostro contributo. Ma qualcuno deve pur risponderci, no? Questo mi pare di aver capito dal suo intervento. Professore, mi sente? Guarda, direttore, ti sento male, purtroppo non vorrei insomma, che non potessi essere recepito nelle mie risposte. Se mi puoi ripetere la domanda, ho il piacere di poterla secondare. Dimmi. Allora, mi senti adesso, professore? Sì, ti sento, dimmi. Allora, questo passaggio con la Regione si può fare e in che tempi? Sì. E in che tempi? Ma io quello che posso dire alla Regione è che ci sono delle strutture autorizzate dalla stessa Regione che sono disponibili in questa condizione di emergenza sanitaria per l'ampio spettro di prestazioni di diagnostica di laboratorio richiesta dall'emergenza. Questo è il senso della disponibilità che su altri versanti già abbiamo dato e abbiamo dimostrato di dare anche con un certo impegno e un certo successo. Non so se rendo l'idea. Perfettamente, professore, perfettamente. Lei adesso come giudica questo momento della pandemia? Che idea si è fatto? Ma io spero che sia, diciamo, lo seguo come un momento di stasi, ma non è escluso una ripresa, magari autunnale, che deve far pervenire a dei correttivi, sia per quanto riguarda l'organizzazione della rete territoriale dal punto di vista, diciamo, socio-assistenziale, sia anche per quanto riguarda l'operatività che riguarda proprio lo spettro della processazione dei tamponi, ma anche della diagnostica richiesta dall'emergenza sanitaria. Bene, grazie professor Andò. Intendo dire. Grazie professor Andò, grazie. Lasciamo mi scuso, ma ho cose. anche degli impegni concomitanti. Grazie per la vostra ospitalità. Grazie. A presto. Intanto Arcangelo, noi stiamo cercando di collegarci con il dottor Marino. Chiedo alla regia se è possibile tentare adesso un collegamento, proviamo di tornare di nuovo ad avere la possibilità di contattare
dottor Marino. Arcangelo, mi pare che qualcosa è uscita fuori oggi, no? Sì, è uscita fuori una cosa assolutamente vera, cioè la disponibilità da parte dell'Università della Calabria di eh, proporre i propri laboratori al servizio della comunità, cioè di poter fare la processazione quotidiana, ha detto il professore Andò, di 150-190 tamponi. Capite che significa sgravare, diciamo, le strutture pubbliche, ma significa pure offrire delle risposte in tempi, diciamo, brevissimi. Sono molto curioso di sapere rispetto ai 120 tamponi, per esempio, eseguiti ieri dall'equipe del professor Marino sulla gente tornata dalla Lombardia. Sono curioso di sapere quali sono i dati, cioè gli esiti di questi controlli, come siamo in attesa di conoscere anche il tipo di diciamo, screening fatto a Palmi, dove sono stati registrati questi 2 nuovi casi di Covid. A proposito di Palmi, mi preme dire che questa città della Calabria aveva superato brillantemente febbraio, marzo e aprile, ha avuto purtroppo questi 2 casi che non sono determinati dalla presenza di focolai lì, ma perché appunto una delle 2 persone che risulta infettata si è spostata legittimamente, è andata a Bologna a trovare un familiare, quindi perché non lo vedeva da mesi, perché le regioni erano rimaste chiuse, quindi ha in qualche maniera importato, no, il virus, proprio per evitare o comunque per tenere sotto controllo, no, questa possibile importazione ed esportazione del Covid-19 da una regione all'altra. Poter disporre di laboratori, di tamponi, di reagenti per fare la processazione, insomma, nei prossimi 2 mesi potrebbe rivelarsi determinante per la sicurezza di tutti, per farci stare tutti più tranquilli, per aiutare gli albergatori, gli operatori turistici, i titolari degli stabilimenti balneari a, come dire, mandare avanti le loro imprese senza ulteriori difficoltà. Difficoltà, sottolineo qui, questo è un tema che oggi non trattiamo, ma lo inserisco per la settimana prossima, Tino, ne abbiamo parlato prima, quando eravamo fuori onda, e qui poi tutti i soldi che sono stati promessi non sono arrivati, perché poi tutti i meccanismi, no, che erano previsti per accedere a questi grandi finanziamenti che lo Stato ha messo a disposizione sono dei meccanismi farraginosi, quindi gli operatori, diciamo, economici non riescono in molte occasioni a ottenere, insomma, il sostegno da parte dello Stato. Anche questo è un tema non indifferente, perché c'è una pandemia sanitaria, c'è una pandemia economica in corso, per cui speriamo che queste cose possano essere riequilibrate ed aggiustate adesso nelle prossime settimane. Quindi il messaggio che ci viene è un messaggio di grande disponibilità da parte del mondo accademico e scientifico, speriamo che possa essere recepito dalle istituzioni, come sottolineava l'ascoltatore, il telespettatore intervenuto prima, i referenti. Beh, insomma, la Regione Calabria è una struttura che si occupa di questo, diciamo, la sanità nazionale ha delle strutture che fanno capo al Ministero della Salute, e speriamo che adesso si lavori tutti insieme per aiutarci a trascorrere un'estate un po' più serena. Diceva uno dei massimi responsabili, che tra l'altro è calabrese, della virologia italiana, che è Arnaldo Caruso, che insomma a luglio avremmo potuto vivere, potremo vivere una situazione di quasi normalità, diciamo che noi ce lo auguriamo, però speriamo pure di essere pronti a tenere sotto controllo il nostro. Tu hai parlato prima della crisi economica e oggi la Banca d'Italia, il direttore della Banca d'Italia in Calabria ha detto che la situazione è davvero tremenda, il PIL è in caduta libera e molte aziende, ecco, abbiamo recuperato però Marino, ecco, molte aziende hanno chiuso i battenti e non ce la faranno a riaprire, quindi bisogna che il governo si sbrighi a fare le cose, non bastano più gli annunci, non bastano più le promesse, ci vogliono i fatti, ci vuole concretezza, la gente ha bisogno di segnali concreti, non di parole. Abbiamo recuperato Marino, tu chiedevi Arcangelo a Marino che cosa in merito ai tamponi fatti, a che cosa stavi sì, volevo sapere se abbiamo notizie di questi 120 tamponi fatti sulla gente tornata dalla Lombardia che volontariamente si è sottoposta. Il dottor Veito è andato a chiamare l'ospedale, siamo già pronti, ci vuole questo pomeriggio inoltrato. Ok, speriamo che i risultati siano buoni per tutti, nel senso che... Comunque, li comunicherò appena li avrò, come al solito. Grazie. Okay?
Senta, dottor Marino, quindi si sta lavorando anche per migliorare la rete che poi è come dire, deputata a rispondere a questa emergenza? Sì, e bisogna farlo perché senza fare squadra non si raggiungono obiettivi. Io sono riuscito, con l'esperienza avuta nel corso di questa pandemia, a risolvere i problemi grazie a un'organizzazione capillare sul territorio. Ricordiamo che la guerra in questa pandemia si vince sul territorio e non in ospedale. Avere un dipartimento di prevenzione che funziona, un'unità operativa di igiene pubblica con tutti i suoi dentellati, epidemiologia, medicina legale, eccetera, riesce a dare una risposta, così come è avvenuto a Tilio. La conoscenza del territorio la si ha soltanto con una rete adeguata di unità operative di igiene pubblica, di epidemiologia, in grado di dare risposte come le stiamo dando. D'altronde c'è un problema che riguarda, tra gli altri punti che bisogna toccare, oltre all'approvvigionamento e immagazzinamento di congrue quantità di DP, per esempio, il problema delle risorse umane. Bisogna fare concorsi, perché secondo le circolari ministeriali, in caso di contact tracing ci deve essere un rapporto di 1 su 10.000 cittadini. Noi siamo a 40-42, quindi quasi la metà di medici mancano per poter operare al meglio delle possibilità e delle potenzialità. La regione ci deve venire in aiuto, ma credo che ha anche le risorse, atteso che ci sono dei provvedimenti legislativi nazionali in grado di fornire gli strumenti economici adeguati. Ne siete a conoscenza, penso, è vero, Arcangelo? Come no, certo. E quindi c'è bisogno di avere delle risposte adeguate a livello regionale. Io so che ci stanno lavorando. Io ho presentato questo decalogo che come ho detto avantieri, nelle mani del dottore Belcastro, con la condivisione del Dipartimento di Prevenzione Reggio Calabria. È un inizio, ma penso che sia anche un segno che si può fare, ma si può fare soltanto con sostegno importante di tutte le istituzioni, Arcangelo, a cominciare la protezione civile, a finire al Dipartimento di tutela della salute della Regione di Calabria. Arcangelo, fai l'ultima domanda al dottore Marino, poi lo salutiamo. Dottore Marino, allora bisogna, come dire, in qualche maniera organizzare una grande conferenza, nel senso un grande punto d'incontro nel quale prospettare tutte queste cose, incontrarsi e stabilire: mancano i medici, reclutiamoli, attrezziamoci con i tamponi, prepariamoci con i reagenti, attiviamo altri laboratori e quindi affrontiamo l'estate, ma soprattutto affrontiamo l'autunno e l'inverno che verranno in tutta tranquillità. La sperimentazione, per così dire, dell'allestimento di reparti Covid negli ospedali, per fortuna in questo caso è andata bene, e quindi riproponiamo quel modello, anzi probabilmente ampliamo pure la capacità di ricezione, perché sì, la lotta si fa sul territorio ed è grazie, questo lo condivido perché è un concetto base, è una cosa che abbiamo imparato da questa pandemia. Occorre come dire, controllare sul territorio, fare in modo che i pazienti non arrivino in ospedale troppo tardi, perché poi vengono intubati e spesso ci rimettono la vita, un controllo capillare, una grande sinergia anche con i medici di base. Cioè c'è ancora da lavorare, giusto dottor Marino? Bisogna lavorare a questo. C'è da lavorare, ma diciamo che le basi sono tracciate. Hai parlato di medici di base, allora dobbiamo parlare anche delle USC, che sono le squadre che devono partire, e alcune sono già partite. Deve esserci una completa condivisione di attività tra USC e medici di base. È un'attività territoriale che ha come obiettivo il trattamento di questi soggetti che sono a domicilio, asintomatici o quasi asintomatici, il controllo e il trattamento. Quindi abbiamo tante cose da fare, Arcangelo. Io credo che
Se c'è la buona volontà, come è stato dimostrato da noi, perché abbiamo anche affrontato e risolto importanti focolai, e tra questi io vorrei ricordare sempre quello di Villatorano, Arcangelo, che credo che, devo dire, è diventato un modello, tant'è che il Policlinico Gemelli ci ha chiamato avanti ieri per fornire dei dati, delle notizie, delle informazioni per fare squadra anche col Policlinico Gemelli. Questo per noi è un grande motivo di soddisfazione, ma anche un momento di riflessione per migliorare ulteriormente questo. Dottor Marino, le faccio l'ultima domanda, sollecitata da una nostra telespettatrice che è un medico di famiglia, un medico di base. Ma come mai ancora oggi vengono disdette visite specialistiche ambulatoriali, prenotate da mesi direttamente, praticamente emessa l'ordinanza di apertura, ci sono ancora dei problemi, la gente non riesce ancora a farsi visitare, ci sono dei problemi, ma quando riaprirà tutta la parte, diciamo, della struttura che deve dare risposte ai cittadini, perché c'è tutto questo ritardo, tutta questa lentezza? Attilio, io ti chiedo con cortesia cioè non posso rispondere a questa domanda perché non conosco tutte le circostanze e tutte le situazioni. Posso dire però che stanno lavorando per l'apertura breve, alcuni sono già aperti. Oggi è venuto il primario di oculistica di Cetraro perché se ne sta aprendo anche la sua struttura e mi ha chiesto i tamponi da fare prima. C'è qualcuno che sta andando più rapidamente all'apertura, alcuni sono già aperti, altri sono più lenti. D'altronde c'è anche la preoccupazione di fornire un servizio comunque sicuro agli utenti. Capisco pure che i distretti, i poliambulatori, i reparti sono preoccupati perché devono dare un servizio quanto mai tranquillo e comunque senza che ci siano rischi ulteriori per i pazienti che si tratta. Bene, grazie allora dottor Marino. Arcangelo, con te ci vediamo martedì. Adesso mandiamo la pubblicità, ci vediamo tra poco. Vi leggo una cosa che è arrivata molto forte, a tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, vi leggo questo messaggio firmato dalla dottoressa Rosellina Arnone, che è un medico di famiglia, che invitiamo a contattarci privato perché vorremmo avere la nostra ospite. Martedì dobbiamo trattare questo argomento, non ci sono dubbi, che fa riferimento proprio alla difficoltà che hanno i pazienti ad accedere agli ambulatori. Scrive così: ad oggi vengono ancora disdette visite specialistiche ambulatoriali prenotate da mesi, disattendendo sia l'ordinanza regionale sia le procedure dell'ASP di Cosenza di interim per la specialistica ambulatoriale. Che intenzione hanno i direttori di distretto, i responsabili dei poliambulatori, i responsabili del CUP, i colleghi specialisti? Non si può andare avanti così. I pazienti non riescono ad accedere alle prestazioni ambulatoriali. Inoltre non c'è omogeneità di comportamento. Come si fa a garantire in queste condizioni il rinnovo dei piani terapeutici in scadenza di farmaci, dell'ossigenoterapia, dei presidi per i diabetici, gli stomizzati, dei pannoloni per i non autosufficienti? I medici di famiglia sono in grandissima difficoltà. Non possono da soli che dare risposte se tutto intorno c'è il nulla. Si sta verificando nelle varie strutture poliambulatoriali uno scaricabarile vergognoso. In tutto questo il Dipartimento Tutela della Salute è latitante. Cotticelli, che si preoccupa di emanare in questa fase emergenziale norme vergognose di ulteriore contenimento economico.
Bene, martedì tratteremo questo argomento perché non è il primo messaggio che riceviamo, anzi lo ricordo, la dottoressa Rosellina Arnone, se ci contatta in privato vorremmo avere una testimonianza, una sua testimonianza in diretta con noi. Adesso vi lascio con Filippo Vetti, noi ci vediamo martedì sempre alla stessa ora, arrivederci. Tra tutti i gap strutturali ed infrastrutturali che bisogna recuperare nel mezzogiorno per evitare il baratro, ce n'è uno che coinvolge molto direttamente il momento che stiamo vivendo, cioè quello della scuola, con gli esami di Stato che sono in corso e che andranno avanti per molte settimane. Nel solo anno del 2018 mancano all'appello in generale 3 miliardi e mezzo di euro per il mancato rispetto della cosiddetta clausola del 34%. E mentre, come è accertato, la spesa in conto capitale per il mezzogiorno scende, quella per il nord sale. E in quest'ambito c'è che cosa? C'è un divario digitale e la connessione di serie B che stanno assolutamente devastando il futuro degli studenti meridionali. E quindi questa didattica a distanza che si è dovuta per forza di cosa attuare nel periodo di chiusura per il coronavirus ha divaricato ancora di più le classi sociali e ha divaricato ancora di più la geografia del nostro paese. Bisogna pensare che in Calabria, secondo i dati più recenti che sono stati forniti da uno studio specialistico della regione Puglia, in Calabria soltanto il 67,3% delle famiglie ha accesso ad internet nelle case. In Puglia, Sicilia, Molise e Basilicata non si va oltre il 69%, quindi siamo più o meno agli stessi livelli. Poco meglio va la Campania, che è il 73,3%, ma comunque siamo su cifre che sono assolutamente inferiori a quelle del centro e del nord Italia, se pensiamo ad esempio che nel Veneto la percentuale è dell'80%, nel Friuli questa percentuale di accesso ad internet nelle abitazioni nel Friuli è del 79%, identica percentuale in Lombardia e in Emilia Romagna, quindi siamo con un 30% poco più, poco meno di differenza. Quindi la percentuale di nuclei familiari connessi si riduce ancora di più da nord e sud, con una media nazionale che è pari al 76,1%. Da questa indagine che è stata svolta in Puglia dal sindacato della CGIL sull'efficienza della didattica a distanza, con un campione molto alto di 2500 interviste fatte sul campo, viene confermato il dato che il divario digitale, la connessione in rete aumentano le differenze fra le classi e le differenze geografiche, e questo è un ulteriore elemento che deve far riflettere e deve soprattutto portare a interventi rapidi. Chissà terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci su posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto, con una gomma ci passasse, ero cancellassa. Chissà terra nostra, palla tarantella, o si piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra, fa l'amore con mare, o si stenna alla spiaggia e si asciutta lo sole.
chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparla e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. Telegiornale parla, tante volte cose brutte, di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna e ti dice io ti dugno e non ti pigli. Chissà terra nostra balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavisella, chissà terra nostra fa l'amore con mare, si stenna alla spiaggia e s'asciutta il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza, chissà terra nostra è sostanza e cultura, chissà terra nostra è senza paura. A ciopè a ti fa bagno, scendi sotto i bronzi, sagli e vidi l'arco magno, a Roionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine. Ci va più e spine. Chitarra e suona calavisella, chissà terra nostra fa l'amore in comare, poi si stenna alla spiaggia e s'asciutta il sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparla e poi ci viene in vacanza, e quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.